Euroregione News. Valvasone, la storia si respira ancora. Oggi considerato uno dei borghi più belli d'Italia, Valvasone Arzene fu nel Medioevo un potentato importante, giusto riconoscimento da parte di alcune centinaia di volontari che con sempre maggiore impegno realizzano la rievocazione storica con gli eventi e l'allestimento medievale del borgo di Valvasone che si terrà questo fine settimana. Il sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Maumeier, ci descrive gli eventi dei 3 giorni di festa rievocativa. Tra pochi giorni, 6, 7, 8 di settembre, ci sarà Medioevo Valvasone. È una macchina del tempo che permetterà ai visitatori del borgo antico di Valvasone di potersi immergere all'interno di uno dei borghi più belli d'Italia, che sarà trasformato come teatro naturale di una ricostruzione storica che ormai da 27 anni affascina e porta nel Friuli Venezia Giulia migliaia di visitatori. È una manifestazione che ha l'ambizione di unire quella che è un po' la tradizione storica di questo borgo con anche la possibilità di degustare prodotti enogastronomici tutti collegati a quello che può essere la cucina medievale. La manifestazione occupa l'intero borgo di Valvasone con innanzitutto un teatro storico, il Teatro dei Misteri. È un teatro che ogni anno vuole proporre al pubblico delle vicende collegate a personaggi che in epoca medievale erano già conosciuti, quindi si è partiti dalla storia di santi piuttosto che dalla Bibbia o anche dalla letteratura del tempo, quindi Dante piuttosto che Petrarca. Sono tantissimi i giovani e anche i non giovani che danno una mano nella ricostruzione del Teatro dei Misteri con delle allegorie e con delle rappresentazioni che hanno questi, chiamiamoli, grandi macchinari che loro stessi costruiscono, che trasformano quello che è un momento teatrale in un'occasione di vero e proprio spettacolo. Durante la manifestazione è possibile scoprire per i più piccoli delle vere e proprie sorprese che li coinvolgeranno, in particolare il sabato, con l'opportunità di diventare loro stessi protagonisti di vicende storiche. Saranno vestiti da dame e da cavalieri e quest'anno parteciperanno all'assalto a un castello, al castello di Valvasone, partendo dal Brolo. È una occasione unica che si svolge una volta sola all'anno e che permette di scoprire Valvasone in tutte le sue peculiarità, dalla possibilità di visitare i monumenti più importanti, dal Duomo con l'organo cinquecentesco piuttosto che il castello con il teatrino settecentesco e le sue affrescature. Ma è soprattutto anche un'occasione per assaporare letteralmente quelli che sono i gusti, le pietanze di epoca medievale. Ci sono tantissime taverne, ognuna si contraddistingue per una propria pietanza che diventa il loro cavallo di battaglia. Sono migliaia i turisti che provengono da tutto il nord Italia, dall'Austria, dalla Slovenia e anche da altri stati, che ormai sono attratti da questa occasione di scoprire quell'Italia che tante volte magari non è ancora conosciuta, assaporare quello che è lo stile di vita italiano che contraddistingue anche i piccoli borghi, i borghi più belli d'Italia. Per poter visitare Valvasone ci sono diverse occasioni, dal venerdì sera con questa suggestione del borgo tutto illuminato con le fiaccole, con i bracieri, con personaggi che si aggirano tra le ombre del borgo e allo stesso tempo anche alla chiara luce delle fiaccole. Per poi passare al sabato pomeriggio con tantissime animazioni e la possibilità di conoscere anche gli animali di un cortile che tante volte ormai abbiamo dimenticato, cioè
I polli non sono quelli appesi in una macelleria, ma sono animali che possono essere anche conosciuti e toccati, come magari i maialini con una scrofa. Ecco, questo è possibile farlo durante il Medioevo a Valvasone. Ma allo stesso tempo è anche possibile conoscere grandi interpreti della ricostruzione storica in termini di giocoleria, con spettacoli provenienti dalla Francia piuttosto che dalla Spagna e anche da tutta Italia. È veramente un'occasione da non perdere, conoscere Valvasone e le sue peculiarità, poi la cena medievale del sabato sera all'interno del chiostro del convento e ancora tutta la giornata della domenica che è proprio un crescendo. Si inizia la domenica mattina alla buon'ora con la possibilità di girare per il mercato, di poter toccare le mercanzie, di poter vedere gli artigiani che lavorano e che riescono ancora a far comprendere come sia possibile che le mani dell'uomo possano realizzare delle cose che noi vediamo oggi che non capiamo neanche forse da dove arrivano. E poi la domenica pomeriggio con la possibilità di assistere ai combattimenti con i cavalli, piuttosto che magari a qualche duello di qualche cavaliere che magari è un po' ebro anche dalle 3 giornate di festa. Insomma, è una grandissima occasione per scoprire uno dei borghi più belli d'Italia in una giornata di festa. Innanzitutto bisogna ringraziare il gruppo Artistic Furlan, che è l'associazione che da tanti anni si occupa dell'organizzazione della manifestazione. E con loro, un gruppo ormai specializzato che si è suddiviso anche proprio per approfondire maggiormente quelle che sono le varie sfaccettature del periodo medievale, i tantissimi volontari, persone che magari anche non fanno parte di nessuna associazione ma che per l'occasione della rievocazione storica si mettono a disposizione per dare una mano, per fare in modo che tutto sia preparato al puntino, dalla sicurezza con la protezione civile che si avvale anche della collaborazione di tante altre realtà di Comune con Termini, tante associazioni che allestiscono le taverne, piuttosto che magari la parrocchia che apre le proprie chiese per consentire insomma anche una visita dei monumenti, alle associazioni culturali che rendono possibile la visita ad esempio del castello durante le 3 giornate. Sono tantissime le realtà e le persone che sono coinvolte e che in qualche modo sentono anche con orgoglio di far parte di un evento che è uno degli eventi più importanti della nostra regione. Da Valvasone Arzene per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.